Il Carnevale di Ravanusa, inserito tra i carnevali storici d'Italia, ovvero tra quelle manifestazioni che meritano un riconoscimento di valenza storico-culturale, giunge alla sua 37esima edizione. Un carnevale che mostra una sua identità che lo rende unico tra quelli di Sicilia in quanto manifestazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della comunità ravanusana. Ha preso avvio già sabato 22 febbraio e si conclude oggi con i carri allegorici. Sono stati realizzati da giovani maestri cartapestai riuniti in forma associativa e che rappresentano opere d'arte in movimento. Ognuno sviluppa temi satirici legati alla politica e ai problemi sociali. Il Carnevale Ravanusano 25 è stato arricchito da eventi finalizzati a integrarsi con il patrimonio archeologico e museale della città, con quello gastronomico e con il patrimonio immateriale della comunità, anche al fine di incidere sull'attrattività turistica. Partecipate e apprezzate la notte al museo, le passeggiate culturali alla scoperta dell'antico borgo arabo normanno, la sagra del Totomè e della raviola di ricotta, il carnevale dei bambini, la sfilata mascherata di alcuni alunni della scuola di infanzia e primaria, ma anche il progetto 3R, riduci, riusa, ricicla e ancora comunicare la città, il patrimonio. Le manifestazioni si concluderanno oggi con un nutrito programma che vede l'attesa sfilata di carri allegorici, l'esibizione di ballerine brasiliane e la premiazione con il gran finale discoteca DJ set. He's